Sforando i boschi sopra Longarone, corsa contro il tempo per circoscrivere le fiamme favorite dalla siccità. Il presidente del Veneto, Zaia, decreta lo stato di crisi. Il fumo si propaga alla valle del Piave fino in pianura, facendo schizzare i livelli di polvere sottili. Le ULS raccomandano di stare in casa, chiudere le finestre. A Treviso, rinviato a sabato il processo a Veccia. Tragico incidente nella notte lungo il terraglio a Preganziola, dove hanno perso la vita 2 donne. Miriam Cappelletto, Mara Visentina. La loro auto è stata tamponata da un 25enne rom, ora in prognosi riservata. Non ce l'ha fatta invece un 25enne di origini pakistane che nel pomeriggio si è scontrato in monopattino con un autocarro a Treviso, subito soccorso. È morto in ospedale. Duplice omicidio di Chiampo, oggi il sopralluogo del Risa di Parma, nell'appartamento dell'orrore, fissata la data dei funerali per i coniugi Gugole. Giro di false vaccinazioni contro il Covid, 6 arresti nel Veronese eseguiti dai carabinieri del NAS, nei guai un medico di base e procacciatori di clienti, quasi 300 i casi accertati. L'attacco hacker alle biglietterie della ferrovia, caos in stazione a Venezia, tabelloni oscurati ed emissione dei biglietti bloccata. Abbiamo raccolto le voci dei pendolari. E domani nella Basilica di San Marco la celebrazione dell'Annunciazione presieduta dal Patriarca di Venezia. Moraglia, Antena 3 seguirà la messa in diretta a partire dalle ore 10. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Questi dunque i nostri titoli, ma in apertura ovviamente ci colleghiamo subito con la nostra Tiziana Bolognani a Longarone per noi, per raccontarci com'è in questo momento la situazione. Buonasera Tiziana. Buonasera Anna, buonasera studio. Assieme a me l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il sindaco di Longarone, presidente della provincia Roberto Padrin. Siamo davanti al municipio di Longarone, dove si è da pochissimo conclusa una riunione, un vertice tra comune e regione per fare il punto su questi incendi che hanno devastato questa parte del territorio bellunese. Assessore, la situazione intanto sotto il profilo diciamo così della sicurezza qual è? Abbiamo fatto una riunione di coordinamento, anche perché il coordinamento delle attività di spegnimento e di lotta attiva agli incendi boschivi è competenza delle regioni, quindi era il caso di fare una riunione con i sindaci. C'era il sindaco appunto di Longarone, ma anche il sindaco di Val di Zoldo, che sono i due comuni principalmente interessati, ma anche poi con tutti gli altri soggetti, quindi ARPAV, la ULS, Terna, insomma tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. E quello che è emerso è che oggi è stato fatto un bel lavoro, ma gli incendi non sono ancora spenti, quindi si proseguirà ancora domani. Questa sera ovviamente, questa notte non si potrà operare perché col buio gli aerei e gli elicotteri non possono girare. Ho chiesto l'intervento di un secondo elicottero Ericsson per domani. Domani sarà operativo anche quel secondo elicottero insieme ai Canadair e agli elicotteri della regione, e quindi domani si continuerà per tutto il giorno. Non è ancora possibile definire precisamente una data di riapertura della 251, questo in considerazione del fatto che fin tanto che non è spento l'incendio è impossibile anche effettuare sopralluoghi a terra, visto che insomma è molto pericoloso, e quindi dovremo attendere questo. Per quanto riguarda la statale di Alemagna, oggi molti mi hanno chiesto, non è prevista alcuna chiusura, a meno che la situazione non precipiti, ma siamo molto distanti da questo. Ci sarà un presidio anche questa sera, questa notte, ovviamente dei centri abitati, delle zone più vicine al fronte fuoco, ma la situazione è sotto controllo. Ecco, nel frattempo il Presidente della Regione nel pomeriggio ha decretato lo stato di crisi per i comuni di Longarone per gli incendi di Fortogna e poi per l'incendio di Soffranco e di Igne. Questo che cosa potrebbe voler dire, Padrin? La cosa più importante è quella di essere riusciti comunque a evitare che questo incendio arrivasse vicino alle case, quindi questo è un po' il grande lavoro, il grande merito che va agli sforzi della Regione, dei Vigili del Fuoco, di tutti coloro che sono i quali si sono impegnati in queste ore che sono state estremamente difficili. Ora ci aspettiamo che nel più breve tempo possibile, quindi già domani, si riescano a spegnere tutti i focolai e quindi poter un po' tornare a una pseudo normalità. Mi preoccupa sicuramente il fatto della chiusura del 251, perché questo comporta dei disagi enormi a coloro i quali vivono nella Val di Zoldo, che sono di fatto rinchiusi. Abbiamo visto che i ragazzi per andare a scuola a Belluno ci mettono 2 ore a andare e 2 ore a tornare, sono grandissimi sacrifici
e purtroppo si dovranno protrarre per diversi giorni. Ecco, ringrazio sia Roberto Padrin che Giampaolo Bottacin. Con questo servizio vi facciamo vedere un po' il riepilogo della giornata, partendo però anche dalle immagini drammatiche infernali di ieri sera. Può partire il servizio. Come ha passato la notte intanto? Beh, la notte è un po' preoccupante, insomma, perché non si sa mai cosa può succedere. Che effetto, che impressione le fa vedere Fortonia e la montagna? Un dispiacere. E da chi? E da chi? Che ci sia una mano sacrilega dietro l'incendio che ha scatenato un inferno sopra l'abitato di Fortonia pare nessuno abbia dubbi. All'attenzione dell'autorità giudiziaria non solo i controlli eseguiti ieri mattina all'uscita delle strade di accesso alla valle, ma anche la circostanza di una esercitazione militare del Comando Forze Operative Nord in corso nella contestata zona del poligono Monte Serva Nord già dallo scorso 9 marzo, che si sarebbe dovuta concludere a fine mese. L'interrogativo è inquietante, si rincorre di bocca in bocca nel paese sotto il costone di roccia, separato dalla statale 51 dalla linea ferroviaria chiusa per motivi di sicurezza. Uno spiegamento ingente di uomini e mezzi stamattina, mentre ieri sera e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno potuto operare solo da terra, bagnando i terreni attorno alle case minacciate dalle fiamme. Il terreno è strafertile, qui non piove da oltre 100 giorni e quindi è una situazione che va monitorata costantemente, però insomma in queste ultime ore sono un po' più rinfrancato dopo una notte di grandi preoccupazioni. Una cappa densa di fumo ha ricoperto la vallata del Piave, aria irrespirabile. L'ARPAV con l'ULS 1 hanno invitato i cittadini a limitare l'attività all'aperto e a tenere le finestre chiuse. I risultati dei campionamenti eseguiti stamattina si avranno solo a tarda sera. Qui finché non si spegne l'ultima fiamma bisogna stare veramente attenti e quindi un invito un po' a tutti i miei cittadini qui di Fortonia di stare attenti, ma soprattutto di avvisare qualora ci siano dei focolai che partano e che mettano a rischio le abitazioni e le persone. Dalle prime ore di questa mattina Canadair ed elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Regione hanno effettuato i lanci, dividendo l'impegno fra Fortonia e la vallata Zoldana, dove l'incendio fra Igni e Soffranco ora sembra sotto controllo. La 251 resterà chiusa almeno fino a lunedì per consentire a Veneto Strade di eseguire la realizzazione di un paraschegge lungo almeno 600 metri per scongiurare il rischio della caduta di sassi sulla carreggiata. Problemi all'acquedotto di Rio dei Frari, minacciato dal fuoco, hanno consigliato le autorità comunali a invitare la popolazione a limitare l'uso di acqua potabile e a bollirla se utilizzata per scopi alimentari. Incalcolabili danni ambientali e timori per ciò che potrà accadere a emergenza conclusa, quando la montagna sarà certamente più fragile. Frane, smottamenti saranno più frequenti e questo è sicuramente un grande rischio, anche perché l'abitato di Fortonia si trova sotto la montagna e quindi questo secondo me è molto preoccupante. Faremo delle indagini geologiche quanto prima per cercare di capire come poter intervenire per salvaguardare questo paese, il nostro paese. Ecco, queste le parole conclusive di Padrin, che lasciano intendere evidentemente quanta è alta l'attenzione e la preoccupazione in questo momento in montagna, preoccupazione che è stata espressa ancora questa mattina dal sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che è stato particolarmente duro, pesante su una situazione che oramai si perpetua da anni, situazione davvero di grandissimo disagio sulla 251 di Alemagna. Vi lancio questo servizio e vi restituisco la linea allo studio, ci vediamo più tardi per gli aggiornamenti. Per noi il problema è sempre comunque la chiusura della strada e non è tanto il fuoco, che è un evento che può naturalmente capitare e ha gli effetti di chiusura che sono comprensibili. Quello che a noi però preoccupa e disturba molto è la circostanza che dal fuoco poi, una volta spento, deriveranno tutta una serie di conseguenze che sono poi la causa della chiusura, cioè il rotolamento di sassi, massi, la fragilità dei fronti, e di conseguenza noi rimarremo fino a lunedì probabilmente con la strada chiusa per pericoli naturalmente alla viabilità, e questo ci porta di nuovo a insistere sul tema legato agli interventi che sono necessari. Iniziamo perlomeno a parlare di qualche opera, di qualche intervento, perché finché si parla di 100 milioni parliamo di favole. Io non vedrò mai 100 milioni sul 251. Posso augurarmi di vedere però nel breve periodo qualche intervento che vada perlomeno a dare qualche risposta, perché i miei cittadini non ne possono più.
Sono vicino al territorio grazie a chi si sta impegnando per spegnere i roghi. Le prime dichiarazioni di Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento, che parla appunto del suo territorio. Ovviamente D'Incà è bellunese e quindi subito ha dichiarato di essere in costante ascolto di Protezione Civile e poi di tutte le istituzioni che stanno lavorando in questo momento sul territorio. E il vasto incendio ovviamente ha aumentato anche i valori di PM10 che ci sono nell'aria, e così il processo a Veccia, che doveva esserci questa sera, è stato spostato a sabato sera. Vi faremo sentire tra poco le parole dell'assessore all'ambiente Alessandro Manera e anche del sindaco Conte. Se abbiamo il servizio lo possiamo mandare. Abbiamo avuto un picco importante di PM10 a 197 verso mezzogiorno. Ci eravamo già allertati precedentemente avvisando le scuole e chiunque facesse attività all'esterno, e quindi abbiamo recuperato sicuramente la situazione. Situazione difficile per l'area sulla Marca. A complicare un quadro già serio a causa della siccità il rogo nel Bellunese, che dalla mattinata di oggi ha aumentato i valori di inquinamento in tutta l'Alta Marca. C'è un disagio, un po' di paura questa mattina la gente perché sentiva questo odore strano e l'aria si vedeva che era occupata, c'era del fumo, che c'era. Inquinamento che successivamente si è espanso a Conegliano e da lì in tutta la pianura trevigiana. Visivamente guardando verso nord si vedeva un'aria con molta foschia, che normalmente avremmo interpretato come una foschia, ma in questo caso qua si capiva benissimo che erano i fumi dovuti all'incendio. La cosa di cui siamo preoccupati oltre a questo è proprio il danno ambientale. Abbiamo visto delle scene che siamo abituati a vedere solo in televisione quando parliamo di Australia o di Florida o di altre zone, ma vederle così vicine, alzarsi la mattina dopo e respirare i fumi dell'incendio è qualcosa che veramente ha toccato tutti noi. Con questa situazione inevitabile la sospensione di diverse iniziative all'aperto, prima tra tutte a Treviso il processo alla Veccia, che stasera tornava a Ponte Dante dopo 2 anni di fermo causa Covid. La situazione in questo momento è abbastanza difficile, abbiamo lavorato mesi per riorganizzarci proprio per fare il meglio a questo. Purtroppo poche ore fa il sindaco ha dovuto emettere una ordinanza che vieta tutte le manifestazioni a causa di questa situazione che è qua in Veneto. Attenzione massima quindi alla salute dei cittadini, con l'intervento in città della Protezione Civile, nonostante i valori siano scesi nel corso del pomeriggio. Picchi questa mattina erano sicuramente molto importanti, in questo momento la situazione è sicuramente migliorata. C'è da dire che abbiamo suggerito di non praticare all'aperto sport, di stare troppo all'aperto, di tenere le finestre chiuse e di lavare soprattutto la verdura che si mangia durante la giornata. E abbiamo deciso di fare un lavaggio straordinario di tutte le strade, specialmente in prossimità dei luoghi frequentati dai bambini, dagli anziani o di chiunque stia all'aperto. È un provvedimento che abbiamo deciso di fare immediatamente, viene fatto da oggi pomeriggio a domani mattina. Situazione sotto controllo quindi, mentre per il processo di Ponte Dante l'appuntamento è rinviato a sabato sera. Però entusiasti, ci troviamo sabato alle 21, sempre qua al Ponte Dante, e in diretta alle 21:15 su Antena 3. Vi aspettiamo perché dobbiamo rompere questo malocchio che in questo momento è sopra di noi. Andiamo ora a Preganziole. Nella notte c'è stato uno schianto tragico, hanno perso la vita 2 donne a essere tamponate, Miriam Cappelletto, Mara Visentin. 3 rose rosse dentro ad un bicchiere con dell'acqua, adagiate sul terreno accanto al cordolo, dove la Citroën rossa con a bordo Miriam Cappelletto, 52 anni, e Mara Visentin, 63 anni, ha finito la sua corsa per poi spezzarsi a causa dell'urto violentissimo e finire nel fossato. Strada Terraglio, il lungo rettilineo dove troppo spesso si spinge sull'acceleratore. Qui hanno trovato la morte le 2 donne, entrambe di Preganziol, in auto insieme dopo una serata passata al bingo. A speronare la loro auto, che viaggiava in direzione Mogliano, una BMW guidata da un 25enne di origini nomadi, Ronny Levakovic. Entrambe le auto viaggiavano nella stessa direzione. Miriam e Marta sono morte sul colpo. Il 25enne, sbalzato dall'impatto fuori dall'auto, è ricoverato in prognosi riservata. Un forte botto, intorno all'1:30. E siamo usciti fuori, abbiamo visto 2 macchine a 50 metri da qua, e c'erano già i soccorritori. Era una scena abbastanza forte, infatti alcuni vicini erano anche sotto shock vedendo la situazione. Era completamente incartocciata la macchina sul fosso
Purtroppo le 2 persone che erano dentro non erano più vive. È l'una passata quando l'auto condotta dal 25enne a folle velocità tampona la Citroën, la fa volare per un centinaio di metri. Mara era alla guida dell'auto, non fa nemmeno tempo a frenare. A terra ancora pezzi di lamiera. La scena che si presenta davanti ai soccorritori è pesantissima. Per estrarre i corpi straziati delle 2 donne dall'abitacolo, i vigili del fuoco hanno dovuto usare delle cesoie. Sul posto anche l'ambulanza e i carabinieri. Il 25enne è stato trovato già a terra, privo di sensi. Non vi sarebbero dubbi sulla dinamica, il rettilineo dove il limite è 70 all'ora, la folle velocità, forse l'alterazione dall'alcol, ma Mara e Miriam, che stavano rientrando a casa, non arriveranno mai. Si corre spesso qui? Troppo spesso. Diciamo che non passa settimana che logicamente qua sul Terraglio c'è un incidente. Bisogna fare qualcosa. Io sono un paio d'anni che insisto anche a farlo presente al comune. Restiamo sul Terraglio, purtroppo è morto dopo il ricovero in ospedale al Cafoncello un giovane di origini pakistane di 26 anni che nel pomeriggio intorno alle 15 tra Terraglio e via Magenta a Treviso si è scontrato con un autocarro mentre era a bordo di un monopattino. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Una pattuglia che si trovava in zona si è subito fermata, mentre sul posto interveniva anche l'ambulanza del 118. Il 26enne è stato stabilizzato, portato al pronto soccorso. Sul posto anche alcuni militari dell'esercito che si trovavano in zona. Il ragazzo si chiamava Mohamed Salem, richiedente asilo ed ospite della caserma Serena di Dossona. Siamo a Chiampo, il duplice omicidio, oggi il sopralluogo del RIS di Parma nell'appartamento dell'orrore e poi è stata fissata la data dei funerali dei coniugi Gugole. Si riapre dopo 8 giorni la casa dell'orrore, teatro dell'assassinio perpetrato sui coniugi Sergio Gugole, 62 anni, e Lorena Zanin, 58, freddati a colpi di arma da fuoco dal figlio Diego, reo confesso. Una squadra dei militari del RIS di Parma stamattina ad entrare nei 2 appartamenti sotto sequestro di via Villaggio Marmi a Chiampo, quello dove il 25enne viveva con i genitori, dove si è consumato il delitto, e quello al piano sottostante, casa disabitata dalla morte dei nonni paterni, dove Diego avrebbe voluto nascondere i cadaveri dei genitori dentro sacchi di tela, poi ritrovati dai carabinieri nella sua auto. Un piano criminale premeditato da tempo, messo a segno con l'obiettivo di arrivare all'eredità di 800.000 euro, un piano incompiuto dalla decisione di costituirsi. Rilievi dei RIS concentrati soprattutto sul fronte balistico, atti a trovare conferma a quanto ricostruito da Diego durante l'interrogatorio. Sul numero dei colpi esplosi e sulla dinamica raccontata dal ragazzo, ora in carcere a Vicenza, che ha detto di aver sparato prima al padre mentre era seduto al tavolo della cucina, freddandolo con 2 proiettili, per poi aspettare il rientro della madre in casa, verso la quale avrebbe esploso altri 3 o 4 colpi. Non tutti però avrebbero raggiunto la donna. I rilievi serviranno proprio a ricostruire le fasi esatte del delitto. Indagini blindate che procedono anche per far luce sulla provenienza della pistola che il ragazzo ha riferito di aver acquistato da un marocchino a Cologna Veneta. Ieri le autopsie sui corpi dei coniugi, i cui risultati si conosceranno tra 90 giorni. Oggi il nulla osta per la celebrazione dei funerali. È stato fissato il funerale che sarà alle 10 di questo sabato presso la chiesa del Beato Claudio e quindi appunto saluteremo questi nostri fratelli di questa nostra comunità che hanno perso la vita in maniera così terribile. Un ultimo saluto atteso da tutta la comunità che sabato si riunirà alla Pieve, proprio dove i Gugole erano soliti andare a messa ogni domenica. Sarà giornata ovviamente di lutto cittadino, il Comune allestirà un servizio d'ordine in modo che il tutto sia gestito nella maniera migliore possibile, più ordinata possibile e che le esequie possano farsi in maniera ordinata e anche con il giusto momento di riservo e di fede che in questi casi io penso ci debba essere. Ci
Ci spostiamo nel Veronese. 6 persone sono state arrestate questa mattina all'alba con l'accusa di aver messo in piedi a scopo di lucro un giro di false vaccinazioni Covid. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del NAS di Padova a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un medico di medicina generale ritenuto responsabile di aver simulato la somministrazione del vaccino, percependo in cambio del denaro di ulteriori 5 persone che fungevano da intermediari, procurando di fatto i clienti che richiedevano la finta vaccinazione. Ben 285 i casi di corruzione scoperti a carico di altrettanti soggetti che, pagando 300 euro, ricevevano false certificazioni senza che di fatto fossero inoculati i vaccini. Il medico, all'interno del proprio studio, non fingeva nemmeno l'inoculazione, limitandosi semplicemente a rilasciare la certificazione. Sono oltre 500 i piccoli profughi provenienti dall'Ucraina inseriti nelle scuole del Veneto. Si studiano nuove forme di didattica e ovviamente di integrazione. Al momento, proprio a stamattina, io ho un monitoraggio ad horas, diciamo, di quello che accade. Sono stati accolti 539 minori ucraini. Quasi la metà, anzi la metà di questi sono nella scuola dell'infanzia, una gran parte nella scuola primaria, ancora pochi nella scuola invece superiore. Questa è l'istantanea dell'ufficio scolastico regionale alle prese con la gestione dell'ondata migratoria dall'Ucraina a un mese esatto dall'inizio della guerra, un'ondata finora sostenibile. Se il flusso di arrivo è quello che abbiamo verificato in queste prime settimane, cioè un afflusso progressivo di questi ragazzi, di questi minori man mano che arrivano con le loro famiglie, noi diciamo la rete dell'accoglienza e anche le istruzioni, le indicazioni di carattere diciamo pedagogico, didattico, le abbiamo già approntate per le scuole. L'informativa, tra l'altro, è disponibile anche in ucraino e affronta sia il tema dei tamponi che dei vaccini in età pediatrica. Quanto alla didattica, l'obiettivo è quello di garantire percorsi integrati, mantenendo un legame con le scuole del paese in guerra. Noi in questa prima fase abbiamo dato indicazione ai dirigenti scolastici di privilegiare molto anche delle attività di DAD con le scuole ucraine o comunque con gli insegnanti ucraini che ancora diciamo stanno erogando attività didattica da remoto. Sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, gli stessi comuni si stanno muovendo con gli istituti, così a Roncade. Proprio questa mattina il sindaco con la dirigente scolastica hanno appunto definito l'accoglienza a scuola dei bambini che in questo momento abbiamo nel territorio. La linea è quella di un inserimento graduale. Stiamo parlando diciamo di una frequenza magari non in orario completo, però iniziare a frequentare le classi in orario mattutino per alcune ore per cominciare un po' quel processo di socializzazione e quindi questo va di pari passo poi con l'integrazione di questi bambini ragazzi. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dalla stazione di Mestre con le testimonianze raccolte in merito al disservizio che si è creato questa mattina con l'attacco hacker subito dalle Ferrovie dello Stato. Da stamattina alle 6 siamo ancora qua a Venezia. Uno stress? Sì, che stress. Quasi un viaggio della speranza? Bravo, quasi come un viaggio della speranza. Ma le difficoltà qui le avete trovate con i biglietti o con i tabelloni? No, perché non funziona proprio niente, è tutto spento, non ci sono informazioni, non c'è niente. Disagi questa mattina alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia e Mestre. Il sistema informativo è rimasto bloccato e non ha funzionato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio. Alcuni pannelli sono stati spenti. Si pensa che il disservizio sia riconducibile all'attacco informatico di ieri subito da Ferrovie dello Stato, che nel frattempo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tra i viaggiatori però c'è chi non ha riscontrato forti disagi. E le informazioni dei binari dove le avete prese? Ce li hanno forniti il personale della Frecce Rosse. Quindi comunque non funzionavano nemmeno a Roma? E soltanto i cartelloni non funzionavano. Invece i biglietti, per fare il biglietto l'avete fatto online? Online, sì. E andava tutto ok? Tutto bene.
L'unica cosa che non c'era l'insegna, ma c'erano le ragazze. Stati problemi con indicazioni? Quello sì, perché non c'era nessuna indicazione effettiva, però abbiamo avuto il supporto di Trenitalia. I tabelloni però non funzionavano? No, nemmeno a Firenze. No. E il biglietto è riuscito a farlo normalmente, tranquillamente? E l'avevo fatto online, quello funzionava tranquillamente. Gli inconvenienti però non sono del tutto mancati. Non funzionavano i tabelloni delle partenze, degli arrivi, quindi abbiamo dovuto ascoltare la voce. Si sentiva bene oppure c'erano delle difficoltà? Ma diciamo che noi abbiamo scoperto all'ultimo secondo che il nostro treno stava partendo, per cui a Termini, quindi insomma direi che da questo punto di vista sì, non è andata proprio benissimo però. Non c'era del personale intorno che poteva darvi delle informazioni? Non me lo sono posto però no, meno a Termini non ci sta nessuno. Domani solennità liturgica dell'Annunciazione, Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 10 del mattino la messa officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia nella cattedrale. Sarà una celebrazione liturgica dei molti significati, quella che domani mattina il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà dalla Basilica Cattedrale di San Marco e che Antena 3 seguirà in diretta portandola direttamente nelle vostre case a partire dalle ore 10. Nella solennità liturgica dell'Annunciazione, infatti, la tradizione colloca anche il Dies Natalis di Venezia, la fondazione e dunque il compleanno della città, in una data storica che chiuderà ufficialmente le celebrazioni per i 1600 anni. Inoltre ricorre proprio domani il 10° anniversario dell'ingresso in diocesi, il 25 marzo 2012, del Patriarca Francesco. Il Patriarca Francesco presiederà una Santa Messa presso la Basilica Cattedrale di San Marco Evangelista a Venezia, che sarà trasmessa anche in diretta proprio da Antena 3, per cui domani al termine della celebrazione, su richiesta del Papa, anche il Patriarca si unirà spiritualmente all'atto di consacrazione dell'Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Una preghiera che il Patriarca poi rinnoverà anche nel pomeriggio alle 17, sempre in Basilica di San Marco, proprio contemporaneamente all'atto, alla preghiera, all'atto liturgico che il Pontefice compirà a Roma. La preghiera per la pace sarà dunque il filo conduttore dell'intera giornata. Ringraziamento al Signore per i 10 anni del Patriarca Francesco tra noi, 10 anni di ministero a Venezia, quindi ricorre esattamente il 25 marzo, il decennale del suo ingresso solenne come Patriarca. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, intanto il meteo. Arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Il vasto campo di alta pressione che si è insediato alle latitudini centro-settentrionali europee comanda il tempo sull'Italia. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 25 marzo evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Il sole infatti splenderà in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Locali addensamenti ma innocui in montagna. Temperature piacevoli, minime comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno con qualche nube dal pomeriggio sui rilievi, brezza sulla costa. Temperature minime tra i 4 e i 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto e parzialmente soleggiato con locali annuvolamenti a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.